Amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati. Ritorniamo a Tarso, 35esima edizione della Festa della Candelora. Con noi il presidente della Proloco, Luciano Piaia. Ben ritrovato Luciano, buon anno in ritardo. Grazie mille. Si parte anche quest'anno con la 35esima edizione con una novità che abbiamo visto nelle immagini sopra impressione. Sì, la Periloco, diciamo, abbiamo dato spazio e voce ai nostri ragazzi e loro si stanno esprimendo in questa bellissima iniziativa e da un paio di anni è l'apertura proprio iniziale delle nostre manifestazioni. Una proposta diversa per un target diverso, ma anche la possibilità di esprimersi da parte dei ragazzi, quindi una proposta più giovane e fresca. Qui a Tarso, secondo me, noi ragazzi stiamo dando dimostrazione che nonostante il lavoro, nonostante lo studio che abbiamo tutti noi nella nostra vita privata, riusciamo a organizzare qualcosa di bello che per la prima volta ha i giovani come punto di riferimento sia dietro le quinte, ma anche come target di affluenza, appunto una festa meno strutturata rispetto alla sagra che punta a un pubblico più adulto, ma che sicuramente non manca di impegno e dedizione, come il gruppo qui alle mie spalle può testimoniare. Per quanto riguarda tutto il resto invece nulla è cambiato, quindi il solito menù da sagra, posticine e quant'altro e musica. Assolutamente sì, la proposta rimane quella tradizionale, il rapporto con la scuola per il concorso di disegno, l'apertura con la sfilata di carri mascherati che quest'anno apre di nuovo Carnevale di Marca e ospitiamo la gara di orienteering e poi abbiamo la nostra lotteria che sostiene appunto la sfilata di carri e tutto l'utile poi viene distribuito tra le varie associazioni che si occupano della vendita di biglietti. Quindi tante opportunità, ma il senso di comunità, di stare insieme attraverso la festa della famiglia è un po' la caratteristica della nostra manifestazione, quindi tante opportunità per stare insieme e per passare dei momenti di convivialità. Beh, speriamo che sì, si avvicinino al nostro Proloco, infatti lo riscontriamo anche in chi viene a trovarci, tanta gente da distante, anche da fuori regione alcuni, e speriamo di essere un bel esempio per gli altri Proloco, insomma una bella realtà e da cui gli altri possono prendere ispirazione. Il nostro te Luigi, che sei sempre un bellissimo portavoce delle nostre manifestazioni, è un bel gruppo di volontari, ringrazio veramente di cuore perché si impegnano veramente tanto, con tanta dedizione, tanta passione. Abbiamo tantissimi cibi che necessitano di tantissime preparazioni, quindi c'è proprio una passione e una volontà di proporre queste che sono tradizioni nostre, quindi le portiamo avanti con tanto impegno e con tanto sentimento. Sicuramente saremo qui fino al 2 febbraio per l'estrazione lotteria, ma ci sono tantissimi appuntamenti, seguite il nostro sito prolocoitarso.com o la nostra pagina Facebook per seguire tutti gli appuntamenti. Luciano, noi ti ringraziamo, ti chiediamo vivamente di portare i nostri ringraziamenti sia ai volontari che anche ai giovani che abbiamo qua dietro e diamo appuntamento alla prossima puntata. Noi vi invitiamo qui a Tarso fino al 2 febbraio alla sagra 35esima edizione della Candelora. Grazie, vi aspettiamo numerosi.